Amici, quello che mi sono sempre prefissato in cucina è di non buttare via niente. Oggi voglio provare a preparare un piatto da quello che ci è avanzato degli involtini di melanzana con gli asparagi. Mi è rimasto quindi un po' di asparagi, i gambi che non ho utilizzato, della fregola, quindi farò un primo piatto, mezza cipolla, un paio di pomodori pelati, circa mezzo barattolo, un bicchierino di vino bianco, l'olio, il peperoncino, un pizzico di sale e del formaggio pecorino grattugiato. Metto sul fuoco il brodo che ci è avanzato della cottura degli asparagi. Nella padella ho messo circa 2 cucchiai di olio. Mi accingo a preparare gli ingredienti. Tritto mezza cipolla, la verso dentro insieme a un po' di peperoncino. Prendo gli asparagi che mi sono avanzati, li taglio a pezzi grossolani e li metto all'interno del trittatutto. Metto la lama dentro e mi accingo a frullarlo. Verso dentro un po' di formaggio, un cucchiaio circa di olio, un pizzico di sale e mezzo bicchierino del nostro vino. Trittiamo bene il tutto e lo mettiamo da parte. Mettiamo il fuoco sotto la padella. Questa è la nostra mousse, come potete vedere. Laviamo bene l'interno, recuperando tutto l'asparago che abbiamo frullato. Lo mettiamo nuovamente sul fuoco, vediamo come va la nostra frittura, che va fatta cuocere a fuoco molto lento. Un pizzico di vino, di modo da non bruciarla. Soffritta in gran parte la cipolla, verso dentro i pomodori con una forchetta li schiaccio. Come vedete il pomodoro si sta asciugando. Verso dentro la fregola, amalgamo con il pomodoro perché inizia a sentirsi che frigge. Versiamo il restante mezzo bicchierino di vino bianco, facciamo evaporare leggermente. Fatto questo, aggiungiamo il brodo di asparagi, 2 mestoli, giriamo leggermente. A questo punto sta bollendo, non facciamo altro che mettergli il coperchio e farlo cuocere da solo. Per circa mezz'ora ho lasciato che la fregola cuocesse a fuoco spento, poi l'ho riaccesa
Ho aggiunto un altro mestolo di brodo, di asparagi, e lascio evaporare mentre finisce di cuocere. Il tempo di cottura della fregola 25 minuti, 30 minuti. Poi basterà assaggiare per vedere se è cotta a puntino. Ho assaggiato la pietanza, è cotta, si è asciugata. Adesso spengo la fiamma e verso un paio di cucchiai della mousse di asparago. Mescolo bene, mettiamo un altro cucchiaino, un po' di pecorino, e possiamo impiattare. Ho fatto le guarnizioni in 2 piatti. Quello che mi resta da fare è vedere quale dei due è migliore. Poi abbiamo il secondo piatto con una guarnizione differente. Possiamo avvicinare anche delle righe qua. La nostra ricetta, creata da Cucina con Emidio, è pronta.